Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore della riviera romagnola alla scoperta di Cesenatico in provincia di Forlì-Cesena, il comune che nel periodo natalizio diventa un vero presepe a cielo aperto, conta circa 26.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Cesenatico! E con gioia incontriamo il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli. Allora, ci presenti il comune di Cesenatico? Allora, Cesenatico è una località balneare fin dalla fine dell'Ottocento. Abbiamo circa 26.000 residenti e ovviamente nel periodo primaverile ed estivo i residenti quadruplicano perché abbiamo la fortuna di avere strutture ricettive, 3 grandi campeggi, diverse seconde case, quindi la nostra economia è basata oggi per l'80% e forse di più sull'economia turistica. Poi siamo anche un borgo marinaro storico e abbiamo anche una forte economia ancora basata sulla pesca. Abbiamo un porto peschereccio con diverse imbarcazioni, ci sono circa 200 imprese che ancora oggi lavorano attorno a questo mondo, che è un mondo bellissimo e che abbiamo cercato nel corso degli anni di valorizzare da tanti punti di vista, quindi cercando anche di valorizzare la nostra marineria storica. E la storia ci riporta anche a Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nel 1502, quando era alla corte di Cesare Borgia, passò anche da Cesenatico e i suoi schizzi che oggi sono a Parigi. C'è anche il porto leonardesco, il nostro porto canale, perché lui all'epoca aveva avuto l'incarico di fare una serie di progetti per cercare da una parte di fortificarlo e dall'altra parte di renderlo meno, diciamo, vittima degli insabbiamenti che all'epoca erano molto frequenti, anche oggi c'è da dire. Fece tutta una serie di progetti che sono entrati in un codice leonardesco che ovviamente fa sì che questo porto sia riconosciuto in tutta Italia e ovviamente anche all'estero. Un porto canale che diventa particolare nel periodo natalizio. Assolutamente, perché il nostro porto canale è un po' la nostra piazza centrale del paese. Noi abbiamo piazze tutte piccoline per come è costruito il nostro borgo e il porto è il vero punto di incontro di tutta la comunità e ovviamente anche dei turisti. E nel periodo natalizio, da 37 anni a questa parte, sulle barche della parte galleggiante del Museo della Marineria allestiamo un bellissimo presepe che credo tutta Italia ormai ci invidia, lo dico insomma consapevole di quello che sto dicendo, perché è un po' unico nel suo genere. Ci sono statue che rappresentano la nostra tradizione marinara e quindi dalla natività fino ad arrivare a tutti quelli che sono i mestieri antichi, non solo la pesca ma anche l'artigianato, e ovviamente diventa sul far della sera veramente una cartolina che non si può non venire a vedere. Sono anche belle le piazze, tra cui una particolare vicino il porto con una bella statua che è proprio la donna che aspetta i marinai al rientro. Quella è una piazza molto particolare, qualcuno la chiama la piazza dei due mari perché da una parte si affaccia su un pezzo del lato ponente che noi chiamiamo così e dall'altra parte ovviamente sul lato opposto che è quello di Levante. La statua rappresenta la tradizionale moglie dei pescatori con 2 bambini e guarda ovviamente verso mare in cerca della nave del marito per capire se torna o non torna, perché oggi ovviamente trattiamo la marineria come un'attività produttiva, all'epoca ovviamente lo era, ma era anche un'attività molto pericolosa perché si usciva ancora con barche di legno, con vele al terzo e quindi i pericoli erano veramente tanti. E un gioiello è anche questo museo. Questo è, diciamo, un po'
lo scrigno dove cerchiamo di conservare quello che eravamo e quello che vogliamo ricordare a tutti quanti. Quindi il Museo della Marineria cerca di difendere, salvare, tutelare e valorizzare, anche perché questo è un museo attivo, non è solo un museo statico dove si viene per vedere qualcosa, ma facciamo tanti laboratori con le scuole e tante attività. Qui cerchiamo di valorizzare la marineria storica dell'Alto Adriatico e ovviamente anche la vela al terzo, che è un tipo di vela di questo tratto dell'Adriatico che proprio quest'anno il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto come bene immateriale. Quindi la navigazione con questa vela ha avuto un primo riconoscimento in Italia di questo genere. Per noi è stato veramente un grande orgoglio, è il primo passo verso, diciamo, il tentativo di candidarlo anche come patrimonio immateriale presso l'UNESCO. Cesenatico, luogo di mare, ma ogni abitante ha sicuramente una bicicletta in casa. E questa è l'altra grande passione che ci contraddistingue da almeno mezzo secolo. Qui nel 1971 è nata la Nove Colli, che è la gran fondo più antica d'Italia e forse d'Europa, e ovviamente con gli anni 90 è esploso il fenomeno del cicloturismo anche grazie alle imprese di Marco Pantani, che qui è nato, qui ha vissuto la sua vita e qui ha in qualche modo fatto vedere la sua forza vincendo Giro e Tour soprattutto nel 98. Parlando dei presepi, poi ci sono anche altre piazzette con altri presepi. Ci sono tanti altri angoli della città, tutti da scoprire. Uno in particolare è la piazzetta Piazza delle Conserve, così viene chiamata, perché ci sono delle strutture che anche quelle risalgono ormai a 2 secoli fa, dove venivano conservati gli alimenti, in particolare il pesce, attraverso delle sorte di ghiacciaie. In una di queste, insieme ad un'associazione del territorio, la Proloco del Monte, viene organizzato un piccolo presepio tutto da scoprire. E poi, dopo una visita a Cesenatico, parlando di territorio, uno può andare anche a Longiano, dove ci sono altri presepi. E questa è un po' una delle vocazioni che ha la Romagna. Dalla spiaggia fino alla collina sono tanti presepi disseminati e Longiano ovviamente è uno di questi. In meno di 20 km si riesce ad arrivare a Longiano, che è una località bellissima che consiglio di vedere, e noi insieme anche alle nostre associazioni cerchiamo sempre di valorizzare non solo la parte del mare ma le nostre colline, che non hanno nulla da invidiare ad altre parti d'Italia magari più famose, ma anche le nostre sono veramente bellissime, hanno degli scorci molto belli e soprattutto hanno un'enogastronomia e una storia che è tutto da scoprire. Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Cesenatico per lei? Cesenatico per me soprattutto è una comunità dove è vero che ci sono i grandissimi numeri del turismo durante l'estate, perché siamo tra le prime 20 località in Italia per presenze turistiche, ma è anche vero che siamo una località e una comunità dove ci conosciamo quasi tutti e il turista che viene qua di questo se ne accorge perché sente soprattutto la grande ospitalità di Cesenatico e della Romagna, quindi questa è la caratteristica principale che credo si possa respirare venendo a fare una passeggiata qui sul porto. Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, raggiungiamo la parrocchiale di San Giacomo per incontrare il parroco di Cesenatico. E adesso con Don Giampiero Casadei, parroco di Cesenatico, presentiamo la comunità cristiana. Benvenuti intanto nella nostra terra di ospitalità, e la nostra comunità cristiana qui di San Giacomo è una comunità molto antica rispetto al territorio, risale a poco prima del 1500 come nascita della parrocchia, anche se fino a metà del secolo scorso è rimasta una parrocchia molto estesa territorialmente, ma in realtà con pochi abitanti perché non c'era lo sviluppo che c'è stato successivamente a causa del turismo. Oggi è una parrocchia che si caratterizza dall'aspetto dell'alternanza fra la stagione invernale e la stagione estiva. La stagione invernale
invernale più concretizzata con le persone del territorio e la stagione estiva molto aperta con i turisti. E una cosa bellissima che vediamo, io come parroco e la gente come parrocchiani, è il grande affetto che anche i turisti nutrono per la nostra chiesa, qualcuno per l'aspetto artistico, ma molti proprio per condividere la vita cristiana con noi. Poi, oltre a questa vocazione turistica, abbiamo la nostra vita ordinaria che porta avanti le dimensioni principali della pastorale, quindi la catechesi, l'annuncio a vari livelli, dai bambini fino agli adulti, poi l'aspetto liturgico, realizzato sia qui in parrocchia sia dalla presenza di una comunità religiosa di frati qui a San Giacomo e un'altra di frati minori in una seconda parrocchia qui di Cesenatico, perché la città di Cesenatico attualmente ha 3 realtà parrocchiali e all'interno di queste 3 realtà diverse chiese sparse nel territorio proprio col desiderio di poter raggiungere il maggior numero possibile di persone là dove vivono. C'è il centro di ascolto, c'è una mensa per i poveri che funziona tutti i giorni, ci sono diversi gruppi di carità che accolgono i bisognosi oppure raggiungono le persone nelle case, cercando proprio di condividere i bisogni delle persone. Ecco. È un periodo bello, un periodo che unisce tutti, anche perché voi avete il canale con questo presepe, è il Natale. Ecco, il Natale è davvero un momento straordinario, dal punto di vista anche proprio tradizionale. Questo presepe che, come sappiamo, è presente nel mese attorno al Natale dal 1986, attira una quantità incredibile di turisti, ma è anche proprio un messaggio religioso costante anche per chi non crede, perché il presepe, di cui quest'anno fra l'altro ricorre l'8° centenario dal primo presepe di Greccio di San Francesco, il presepe ha proprio questa caratteristica straordinaria di ricordare la vicinanza fra il cielo e la terra, di ricordare che questo Dio ha preso le nostre sembianze, ha incarnato la nostra umanità e quindi ha abbracciato il nostro bisogno, sia a livello proprio di salvezza della nostra anima, ma proprio anche a livello di condivisione dei nostri bisogni e delle nostre necessità. Per cui è proprio prezioso ricordare, uscendo dalla chiesa ci si imbatte proprio in questa zona così scenografica anche, però ricordare che oltre alla tradizione c'è proprio questo messaggio molto forte di un Dio totalmente inserito dentro la nostra umanità e che condivide in tutto e per tutto la nostra vita. E allora facciamo festa per questo. Come Cesenatico è anche città mariana. E questo grazie anche proprio a una tradizione antica sia dei parroci che si sono succeduti nel corso dei secoli, sia dei francescani, in particolare i cappuccini, che sono qui presenti da 400 anni e hanno diffuso molto la devozione mariana, in tanti modi, ma ne ricordiamo uno in modo particolare e un secondo che si è aggiunto successivamente. Uno è proprio il momento del 15 agosto, il giorno dell'Assunzione di Maria al cielo. C'è la tradizione di fare una processione in mare con la statua della Madonna che è qui alle mie spalle, la Madonna del Rosario, e insieme al Vescovo, insieme al coinvolgimento della città, del mondo della pesca, della Capitaneria di Porto, perché poi partecipano tante barche a questa processione, facciamo il ricordo dei caduti in mare e facciamo anche l'invocazione della benedizione di Dio sulle acque, per la pescosità delle acque e per l'attività di accoglienza del nostro territorio. Un secondo evento mariano che caratterizza la nostra comunità lo viviamo l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata Concezione. Da più di un secolo, ogni anno l'8 dicembre rinnoviamo un voto di affidamento a Maria per la città, i cittadini e i turisti che vengono a visitarci. Qual è il messaggio ai suoi concittadini? Il messaggio è proprio quello di continuare, come stiamo già cercando di fare, a vivere una profonda unità fra le diverse componenti della nostra città, delle nostre parrocchie, sia quelle civili, sia quelle religiose, sia quelle istituzionali, quelle militari, perché è proprio un aspetto che stiamo cercando di coltivare, secondo me anche con dei buoni risultati, sia a servizio dei bisogni della città,
sia al servizio della vocazione turistica della città, sia al servizio del cammino religioso che proponiamo come comunità. Ognuno, facendo la sua parte, cerca di costruire questa comunione che diventa un segno, un aiuto concreto per noi e un segno anche per chi ci viene a trovare. Quindi un messaggio di comunione, perché questa unità ci sostiene veramente nel cammino della vita. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre curiosità di Cesenatico. E una realtà importante del luogo è la cooperativa Bagnini Cesenatico. Incontriamo il presidente Simone Battistoni. Lei è il presidente di questa cooperativa e è una tradizione la sua. Sì, è una tradizione la mia familiare, perché il mio bagno in effetti è gestito dalla stessa famiglia da 97 anni, ma anche molti miei soci gestiscono gli stabilimenti da decenni, per cui sì, c'è una lunga tradizione di questo mestiere. Vogliamo dare i numeri della vostra cooperativa? Certo, sono 127 stabilimenti, appunto a Cesenatico, ovviamente copriamo quasi tutto l'arenile di Cesenatico, quello in concessione appunto, sono quindi molte migliaia di ombrelloni, abbiamo quasi 60 salvataggi che rendono sicura la nostra spiaggia, non so i bagnini, cioè quelli che curano il cliente in spiaggia, ma ovviamente sono alcune centinaia, e tutti insieme cerchiamo di far stare al meglio il nostro cliente. Com'è cambiata l'attività dall'epoca di suo nonno ad oggi? Ovviamente in famiglia ci siamo sempre raccontati quello che succedeva, quindi io so che i clienti arrivavano in carrozza, ovviamente, dai pochi alberghi presenti a Cesenatico. Ovviamente questo adesso non avviene più, tra un po' arriveranno portati col drone, però ovviamente l'anima del turismo, cioè la gentilezza e il servizio al cliente, è rimasta uguale. Ricordo comunque a tutti che alla spiaggia da noi l'ingresso è gratuito e chiunque può entrare, non c'è biglietto e i servizi generali sono lì disponibili per tutti, ma la spiaggia vediamo un aspetto positivo anche in questo momento. In bassa stagione, ad esempio, quando ci sono i lettini, non ci sono tutti i paletti montati, ha un che di selvaggio un po' come ora, che è molto bello. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella alla casolare. Che cos'è Cesenatico per lei? Cesenatico, io che pure sono nato in un altro posto, perché sono nato a Perugia, anche se la mia famiglia è sempre stata qui, Cesenatico è in assoluto il posto più bello del mondo. Ma quando arriva un giovane che inizia questa attività nel suo stabilimento, qual è il consiglio che lei le dà all'inizio? Prima di tutto gli chiedo se gli piacciono i rapporti umani, perché devi essere portato a stare in mezzo alla gente, perché il rapporto, ripeto, in Romagna è così, tu devi di continuo parli col cliente, stai col cliente, sei un amico. Prima che un cliente, è veramente così in Romagna, è un amico. Per cui il consiglio che gli do è che deve piacergli questa cosa, altrimenti gli do un ruolo diverso, ovviamente. E poi dico sempre, al Bagno Milano il no non esiste. Casomai esiste, il no mi dispiace moltissimo e devono essere così. Per cui il consiglio è gentilezza totale in ogni momento del giorno. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito? Beh, l'invito è a venire in Riviera Romagnola e in particolare a Cesenatico a provare se veramente i romagnoli sono gentili come si dice, e io sono sicuro che sarà così. Grazie a Simone Battistoni, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Cesenatico. E adesso percorriamo l'itinerario del gusto e lo facciamo con Livio Canè e Roberto Barriani. Qui siamo a 30 metri dal mare e quindi gli ingredienti arrivano direttamente su questo tavolo. Andiamo a presentare queste prelibatezze e dove ci troviamo. Abbiamo
cercato di offrire quello che generalmente è la nostra offerta, legata molto al territorio e a quelle che sono le tradizioni della cucina romagnola. Quindi abbiamo proposto dei monfettini in brodetto di seppia, del brodetto con della gallinella, quindi con della vongola poverazza, delle mazzancolle e quant'altro. Poi abbiamo cercato di rimanere fedeli alla tradizione con una proposta classica ma in una chiave un po' più innovativa, che è la piada con i sardoni marinati con cipolla caramellata e squacqueroni. Non poteva mancare il fritto per eccellenza di Paranza, quindi quello che siamo qui oggi a vedere è tutto ciò che rappresenta la Romagna. Chilometro zero. Chilometro zero, rigorosamente chilometro zero, compresa la nostra produzione di paste artigianali, dal cappelletto al tagliolino al monfettino, e quindi cerchiamo di andare avanti con questa idea di cucina. Vedo anche un buon riso. In chiave rivisitata, comunque restando legato a quello che è, loro lo definiscono il risotto alla moda di Cesenatico, che è servito sempre in questo brodetto rosso, quindi io cerco di rispettare quello che è la tradizione culinaria. Ho imparato tantissimo in questi anni qui, dove mi sento ormai ospite ma di casa. Perché lei arriva da Napoli, Da no? Napoli, sì, rigorosamente. Però dai, Napoli, Romagna... È un bel connubio. Molto. Presentiamo anche tutti gli altri pesci che abbiamo qui. Niente, abbiamo della seppia nostra locale, quello che vede, dei moscardini, sarde, moletti, triglie, cannocchie che rappresentano l'Adriatico, mazzancolle, i sardoni che si possono preparare nelle svariate sfaccettature come si vuole. E non può mancare sulle tavole della Romagna la piadina, che è rigorosamente fatta da noi anche, e quindi ci teniamo tantissimo. E poi abbiamo i vini del territorio. I vini del territorio che sono selezionati e curati dalla nostra sommelier e allo stesso tempo titolare, e sono abbinati tutti a un'offerta enogastronomica in associazione a ogni singolo piatto. Una domanda che poi ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Cesenatico per lei? Cesenatico per me è molto importante, è la rinascita, è la serenità, è lo stare insieme in famiglia, mangiare bene, è veramente tutto. C'è un'offerta enorme, tanti ristoranti, quindi facciamo un invito al nostro telespettatore a venire a visitare Cesenatico in tutte le stagioni. Tutto l'anno, anzi si racconta che in inverno sia molto più bella, io confermo questa teoria, la si può godere in tutte le sue sfaccettature. Grazie a Livio, grazie a Roberto, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Cesenatico. E noi abbiamo iniziato il nostro itinerario a Cesenatico all'interno del Museo della Marineria e lo concludiamo qui con il presidente degli albergatori Leandro Pasini. Allora, diamo i numeri della vostra associazione. Sì, la nostra associazione racchiude 240 albergatori su 280 alberghi qui a Cesenatico, quindi è consolidata, è un'associazione molto riconosciuta, ha un peso importante qui a Cesenatico, l'economia turistica è il polo centrale, diciamo, di Cesenatico, ha una vocazione altamente turistica, racchiudiamo alberghi da 1 stella a 5 stelle, abbiamo l'unico albergo 5 stelle in provincia che è qui a Cesenatico, si è sempre contraddistinta per la buona ospitalità che offre Cesenatico. Volevo dire proprio questo, senz'altro l'accoglienza è una delle caratteristiche di Cesenatico. Sì, chi viene a Cesenatico torna, non ci dimentica, c'è un'ospitalità molto forte e io dico i turisti il giorno dopo sono già amici e sono conoscenti per sempre, ecco, questa è radicata a Cesenatico molto. Tra l'altro un turismo che arriva da tutto il mondo. È un turismo che arriva da tutto il mondo. È un turismo sportivo in certi periodi, predominante è la famiglia con i bambini. Qui abbiamo un arenile che è predisposto proprio per le famiglie, è molto accogliente, ci sono molte attività, molti servizi e anche gli alberghi sono dotati di molti servizi, quindi la famiglia media nostra a Cesenatico si trova sicuramente molto bene. L'ospitalità è di casa a Cesenatico, ecco, anche il buon cibo e tutto, insomma, molto... So che voi come associazione poi organizzate anche
delle escursioni all'interno del territorio? Sì, noi organizziamo, ogni giorno c'è un'escursione diversa, Longiano, tutti i vari paesi dell'entroterra, cerchiamo di portare gente a far vivere e far vedere questi borghi, dalla più nota San Marino, Longiano, Sogliano, Sant'Arcangelo, Bertinoro. Noi ogni giorno organizziamo come associazione queste escursioni. Nel fare un invito, vogliamo dire che poi a Cesenatico bisogna venire in tutte le stagioni? Sì, certamente, noi ci stiamo adoperando per cercare di allungare la stagione, perché Cesenatico è bella anche d'inverno. Io lo amo Cesenatico d'inverno. Lei immagina la mattina a camminare per 5-6 chilometri da una parte al mare e dall'altra alla città. Ci si innamora del mare di Cesenatico. Noi i clienti ce lo dicono, quando arrivano la vita è bella a Cesenatico, abbiamo un tenore di vita buono, chi viene dalle città che è stressato dallo smog, Cesenatico tutto questo è una manna, ecco. E senz'altro poi il periodo natalizio è anche un bel periodo? Sì, certamente, Cesenatico è un bel periodo. Il 3 di dicembre c'è stata l'accensione, ormai è un momento storico, da un po' di anni a sta parte, l'accensione del presepe. C'erano 20.000 persone sul porto. Cesenatico è fotografata da tutte le parti. Lei può passare qualunque momento della giornata, c'è qualcuno che fa le foto al presepe, c'è di tutto. È molto accogliente anche per Natale. Noi cerchiamo proprio di allungarla la stagione, ecco, di volerla vivere anche d'inverno, portare la gente a vivere Cesenatico anche in inverno. Grazie Presidente, quindi Cesenatico vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Cesenatico in provincia di Forlì Cesena. Ciao e buone festività a tutti! Aspettiamo a Cesenatico.